Da un semplice tratto di penna su un foglio di carta si possono intuire molte più cose di quanto si possa immaginare. Di grafologi in Italia ce ne sono parecchi, di grafologi forensi specializzati in campo penale e criminologico molti di meno. Uno dei pochi vive proprio a Venezia. Lettere, disegni, semplici firme possono dire molto a chi come Sara Cordella ci lavora da anni. Uno degli ultimi casi di cui si è occupata ha portato la settimana scorsa alla richiesta di 5 rinvii a giudizio, tra cui persino carabinieri, per l'omicidio di una diciottenne della provincia di Frosinone, messo in correlazione col suicidio di un brigadiere. E abbiamo trovato degli elementi molto importanti che andavano a collegare il suicidio del carabiniere alla morte di Serena Mollicone. Questo ha permesso non solo la riapertura del caso di suicidio, che è diventato istigazione al suicidio per Santino Tuzzi, ma addirittura di andare a processo per la morte di Serena Mollicone. Dalle lettere di Aldo Moro durante il rapimento ai suicidi di Luigi Tenco o di Raul Gardini, dalla scomparsa di Emanuela Orlandi all'assassinio di Ilaria Alpi, fino alle firme di importanti politici nel caso Ustica, una fetta significativa di storia italiana e dei suoi misteri è passata per le consulenze di questa grafologa veneziana. Ma i casi trattati portano anche all'attualità veneta, come nel caso della padovana Isabella Noventa. E Isabella Noventa scompare, ma prima della scomparsa ci sono tutta una serie di cose anomale che succedono, tra cui un'attività di stalking. Isabella Noventa riceveva tutta una serie di lettere anonime che fino al momento della scomparsa erano state sottovalutate. Io ho lavorato per questo caso, lavorando appunto sulle lettere anonime alla ricerca del possibile emittente di queste lettere. Oggi a mano si scrive sempre meno, ma ciò non significa che non si possano lasciare tracce della propria identità anche scrivendo al computer o sul cellulare, e la cosiddetta linguistica forense. Si lavora sulla lunghezza della frase, sul tipo di terminologia, sulla collocazione di aggettivi e di avverbi e sulla punteggiatura. Da quello si crea un profilo linguistico della persona che, se è sovrapponibile, ci fa parlare di identità di persona anche laddove non scriviamo con la penna a mano.